Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Tragedia nel Mediterraneo, 3 sorelline morte su un gommone di migranti. A Porto Empedocle la madre disperata davanti alle salme. La sociologa Giorgia Butera: non possiamo continuare a restare impassibili. Sono necessari canali sicuri per l'arrivo dei profughi. Come sempre, nessuna reazione della politica. Antimafia, 10 arresti nella cosca Scalisi di Adrano. Sventato un piano per uccidere l'assassino del figlio del boss. Il procuratore di Catania Curcio al nostro TG: scongiurata l'esecuzione di uno o più omicidi, ma il nostro lavoro è reso vano da chi permette ai capi mafia di dare ordini dal carcere con i telefonini. Palermo, le frasi shock del giudice Anatoli, indagato per l'inchiesta su mafia appalti, è intercettato mentre insulta la famiglia Borsellino. Corleone: mafiosi non siete nessuno. La città, una volta regno di Cosa Nostra, in piazza contro l'elogio di Riina, celebrato dal figlio condannato per mafia e consentito dagli sprovveduti autori di un podcast. Catania, dopo le dimissioni del direttore dell'ASP Giuseppe Reina, accusato di violenza sessuale ai danni di colleghe, i racconti shock delle dottoresse sugli abusi subiti. Maltempo, allagamenti e traffico in tilt a Palermo. Prime piogge pure a Catania. A Santa Maria Goretti cresce la paura, anche per la caduta degli alberi. La Regione prevede che il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina resti dov'è. Moderata soddisfazione dei genitori dei piccoli pazienti che attendono ancora l'ok definitivo del Ministero della Salute. Calcio, Palermo fuori dalla Coppa Italia a testa alta. Rosanero sconfitti al Friuli dall'Udinese 2-1. Primo derby siciliano di Serie C, stasera al Provinciale si gioca Trapani-Catania, possibile turnover per entrambi gli allenatori. Bentrovati. Purtroppo una nuova tragedia nel Mediterraneo, 3 giovani sorelle morte su un gommone di migranti, una madre in ginocchio, vedrete davanti alle loro salme il dolore immenso di chi ha perso tutto in un istante. Da Porto Empedocle, Davide Sardo. 3 sorelle morte nel Mediterraneo, avevano 17, 11 e 9 anni. Sulla banchina del porto di Porto Empedocle, una madre in ginocchio davanti alle loro salme, il dolore immenso di chi ha perso tutto in un istante. Le ragazze eritree viaggiavano su un gommone di 7 metri insieme a decine di altri migranti. Avvelenate dai fumi di idrocarburi, hanno trovato la morte prima di toccare terra, di arrivare a Lampedusa. Sopravvissuti solo la madre e un giovane fratello, accolti al porto dalle autorità e dalle associazioni umanitarie. Le 3 sorelle saranno seppellite a Canicattì secondo il rito musulmano. Credo che era un atto doveroso al momento in cui la prefettura mi ha chiamato, Sua Eccellenza il prefetto mi ha chiesto se ci fosse la disponibilità a Canicattì di dove posizionarle, di dove anche seppellirle. Io ho dato la mia disponibilità perché vogliono essere seppelliti in un campo di esumazione. L'unico campo di esumazione nella provincia di Agrigento è la città di Canicattì e credo che questi sono momenti significativi, tocca il cuore. Un nuovo dramma che si aggiunge all'elenco interminabile di morti e dispersi lungo la rotta centrale del Mediterraneo. Ci siamo assuefatti al dolore, ma non possiamo continuare a restare impassibili. La sociologa Giorgia Butera, presidente di Mete Onlus a Palermo, commenta la nuova tragedia di migranti morti in mare e anche bambini, come avete sentito, e nel silenzio della politica invoca canali sicuri per il loro arrivo. Ascoltiamola. Negli ultimi 10 anni sono 3.500 i bambini morti nel canale di Sicilia per i viaggi della speranza, per chi arriva in una terra e pensa e spera di vivere una vita migliore. Ci siamo assuefatti da queste notizie, non ci facciamo neanche più caso, perché ci sarà il prossimo e il prossimo ancora via. Non è ammissibile che non ci siano ancora oggi
canali sicuri di arrivo, ma ancora di più non è possibile che non vengano fatte delle politiche di informazioni in quelle terre dove magari possibile è restare. Però diamo ancora la possibilità di arrivare. Noi come Meta e come OIDUR, anche in sede internazionale, le Nazioni Unite, più volte abbiamo chiesto degli interventi sicuri. Non possiamo rimanere impassibili a delle morti, non possiamo assistere a genitori che aspettano i loro figli salme. Antimafia, duro colpo al clan Scalisi di Adrano con l'arresto di 14 persone dopo i 10 fermi della scorsa settimana. In carcere anche il boss che stava organizzando una spedizione contro quelli che pensava fossero gli assassini del figlio 17enne. Sferzata del procuratore di Catania Curcio anche al nostro TG, che chiede conto di chi rende vano il lavoro degli investigatori. Con droni e telefonini i detenuti continuano a comunicare e a organizzarsi. Simona Mazzone. Pietro Lucifora aveva organizzato la vendetta nei confronti di chi pensava fosse coinvolto nella morte del figlio 17enne Nicolò, ucciso a coltellate durante una rissa la notte del 20 aprile a Francofonte, nel Siracusano, nonostante l'autore di quell'omicidio sia già in carcere. Così, per quell'agguato, i cui obiettivi non sono ancora stati individuati dagli inquirenti, è partito un comando da Chieti, utilizzando anche false divise da carabiniere e un furgone senza GPS, e con l'aiuto dello zio del boss Lucifora, Pietro Schilirò, e di alcuni familiari. La spedizione organizzata per la fine di settembre è stata bloccata. Un duro colpo allo storico clan Scalisi radicato ad Adrano, con l'arresto di 14 persone, mentre 10 sono state già fermate la scorsa settimana. Le indagini della squadra mobile di Catania e del commissariato di Adrano, ed estese anche in una decina di città, hanno fatto luce su estorsioni a imprenditori edili e agricoli, commercianti, proprietari terrieri e venditori ambulanti, nonché intimidazioni consistenti nell'incendio di veicoli. Sequestrato oltre 1 chilo di droga tra cocaina e marijuana e 3 pistole. Tra gli indagati anche alcuni detenuti che comunicavano dal carcere utilizzando telefoni cellulari. Ci si chiede come sia possibile che i detenuti si organizzino e gestiscano piani criminali dalla cella. Probabilmente a livello più elevato del nostro, chi ha la responsabilità amministrativa e politica della gestione delle carceri, dovrebbe porsi il problema di schermare nel modo più opportuno gli ambienti carcerari. La soluzione per Curcio. Se all'interno del carcere il telefonino, diciamo così, non può essere usato perché l'ambiente è schermato, allora a questo punto sarebbe del tutto inutile avere i telefonini. Il lavoro degli inquirenti vano quando chi è in carcere continua a operare come quando era fuori. Si lavora per anni, si fanno processi che costano milioni di euro, che costano il sudore della polizia giudiziaria, dei magistrati, e poi chi viene condannato continua a fare quello che faceva prima. Ma vi pare possibile? Le parole del procuratore di Catania Curcio, speriamo che ci siano provvedimenti attesi da tempo. Intanto l'ex pubblico ministero Natoli, indagato per sospetto insabbiamento, viene intercettato mentre insulta la famiglia Borsellino. Sentirete l'indignazione del figlio Manfredi che scrive ai suoi figli: camminate sempre a testa alta. Lorena Dolci. Cari Merope, Paolo e Fiammetta, a distanza di anni emerge che un altro ex collega del vostro nonno, seppure nel corso di una conversazione privata, avrebbe definito vostro padre e le sue sorelle tutti senza neuroni. È l'inizio della lettera che Manfredi Borsellino, figlio di Paolo, ha scritto ai suoi figli dopo aver sentito su Rai 3 le intercettazioni registrate a casa dell'ex magistrato Gioacchino Natoli, indagato dalla procura di Caltanissetta perché sospettato di aver insabbiato l'inchiesta su mafia e appalti. Amareggiato, Manfredi Borsellino ha deciso di scrivere una lettera ai suoi figli. Questa volta sarebbe stata insultata e vilipesa anche la vostra cara nonna Agnese, fatta passare nel corso di questa conversazione per deficiente. Parole terribili per le quali potrei dirvi anche questa volta: non vi curate di loro, ma guardate e passate. Ma uno di voi tre, ieri sera, seguendo il programma TV, mi ha detto di essere rimasto scioccato perché sapeva che quello era un amico del nonno. A questo punto sento il dovere di dirvi oggi di continuare a camminare sempre a testa alta, perché siamo stati fortunati per avere avuto figli come voi e genitori, per dirla in gergo calcistico, di un'altra categoria. Voi di Cosa Nostra non siete nessuno. Corleone è in piazza contro l'elogio di Riina celebrato dal figlio, condannato per mafia, è consentito da sprovveduti autori di un podcast. Giusy Lazzara.
A me hanno distrutto una famiglia. Mi hanno chiesto 100.000 euro di pizzo. È stata dura. Oggi, ragazzi, vi dico, ho 5 volte in più il fatturato che facevo. Quindi non sono nessuno! Forti e chiare le parole attraversano la piazza di Corleone, che ha riunito giovani, imprenditori e sindaci per manifestare contro le parole di elogio del figlio di Totò Riina rivolte al padre durante un podcast condotto da sprovveduti autori. Corleone non vuole più il Riina, Provenzano, i Bagarella e tutti coloro che invece continuano nel solco di quella cultura mafiosa a non rinnegare il passato che non appartiene più a questa città. Non si dimentica, la tragedia pesa ancora sulla famiglia Ogliastro con la morte di Serafino, vittima della lupara bianca, ucciso dal boss Gricoli. La sorella Angela è stata nella scorta di Falcone. Io non avevo il coraggio di dire alla mia famiglia che mio fratello era irrimediabilmente scomparso, era morto, non c'era più. Dopo 7 anni, sapere che fine ha fatto tuo figlio, un ragazzo di 31 anni, ha ammazzato perché si sospettava che sapesse l'autore dell'omicidio di Quartararo, lo zio dei Graviano. L'iniziativa, voluta dal deputato regionale Lavartera, ha coinvolto anche i ragazzi delle scuole. Voltiamo pagina, l'inchiesta a Catania sull'ex direttore dell'azienda sanitaria Giuseppe Reina, che si è dimesso perché è accusato di violenza sessuale ai danni di colleghe. Il GIP ha respinto la richiesta di arresto, ha ordinato la sospensione per 1 anno, ma la procura ha già depositato appello, insiste per l'arresto. Gli abusi si sono svolti durante i turni di servizio e in ospedale e noi abbiamo ricostruito i racconti shock delle dottoresse sulle violenze subite. Lorena Dolci. Sali sopra o no? Lo sai che voglia avrei? Ce ne hai voglia tu? Di fare quella cosa che, mentre lo facciamo, mi guardano. Ma smettila. Senti, non mi fare innervosire. Lui era un primario dell'ospedale di Paternò, Giuseppe Reina, ormai ex direttore dell'ASP di Catania, dopo le dimissioni arrivate a pochi giorni dall'inchiesta che lo vede indagato per violenza sessuale. Le donne sue sottoposte raccontano episodi di violenza fisica e verbale. Lui arrivò, era in erezione. Ho sentito che premeva sul mio sedere. Mi disse, sali nella mia stanza. Ho capito cosa stava succedendo. Sono uscita dalla sala operatoria con lui. Mentre salivo le scale gli dicevo, per favore no, per favore no. Sono entrata nella sua stanza, mi ha preso il braccio, ha preso il telefono, mi ha fatto mettere a terra. Ha abusato di me. I magistrati parlano di un rapporto di superiorità gerarchica che provocava una sorta di soggezione. Lui comanda su tutto, sulla mia vita. Io non posso fare dei movimenti, salvo che mi ammazzo. Lui è comunque sempre il mio padrone. Il rapporto va avanti così per anni, le molesti anche durante le visite ai pazienti. Durante i rapporti lui mi diceva che voleva che stavo con altri 4 uomini. Mi dava botte. Una volta gli ho scritto non fare queste cose perché sono piena di lividi. La donna alla fine riesce a sottrarsi. Ho intrapreso un percorso con uno psicologo. Ancora se qualcuno alza la voce anche di poco ho paura. Gli abusi si sarebbero svolti sul luogo di lavoro durante i turni di servizio e sono stati ripresi dall'impianto di videosorveglianza. La difesa sostiene che Reina è vittima di una stalker, allegando i messaggi d'amore inviati dalla donna. Il GIP ha respinto la richiesta di arresto, ordinando invece la sospensione per 1 anno. La procura però insiste e ha già depositato appello. Palermo, ti faremo arrivare più in alto che puoi, è la frase scelta da parenti e amici per accompagnare l'ultimo saluto a Stefano Gaglio, ucciso il 15 settembre dal cognato. Lacrime e applausi, come vedete, lungo il corteo per le strade del quartiere. Tantissimi conoscevano Stefano, un gran lavoratore, un marito, un padre speciale. È fuori pericolo la studentessa tredicenne che ieri è stata travolta da un'auto a Lampedusa mentre era in sella una bici elettrica e usciva dal posteggio davanti al liceo scientifico. La ragazza aveva riportato ferite alla testa, ha trascorso la notte in coma farmacologico, ma per fortuna in mattinata le sue condizioni in miglioramento hanno fatto sciogliere la prognosi ai medici dell'ospedale di Cristina di Palermo, dove è ricoverata.
Notizie sul tempo, maltempo, allagamenti e traffico in tilt a Palermo. La pioggia al momento interessa principalmente la fascia orientale della Sicilia, ma nei prossimi giorni coinvolgerà anche la zona orientale. Marco Gullà. Un copione che viene puntualmente rispettato, prima pioggia e come di consueto allagamenti e traffico in tilt a Palermo. Un forte temporale alle prime ore del mattino si è abbattuto sul capoluogo siciliano creando forti disagi alla circolazione stradale. Rallentamenti si sono registrati lungo Viale Regione Siciliana, in particolare tra Ponte Corleone e Corso Calatafimi, ma anche in Via Leonardo da Vinci e Via Libertà. Allagato un tratto di Via Imera. E poi anche a Mondello, Via Ugo La Malfa, strade impercorribili e traffico che ha esasperato i tanti automobilisti che sono rimasti incolonnati per ore. Come vedete, traffico congestionato, più di 1 ora e 20 per percorrere 1,5 chilometri. Violenti nubifragi hanno interessato anche la provincia di Trapani e poi Agrigento, maltempo che in questo momento interessa principalmente la parte occidentale dell'isola, ma che nei prossimi giorni avvolgerà anche la zona orientale. Nonostante l'instabilità atmosferica, tuttavia non si può ancora parlare di un clima autunnale. Le previsioni indicano infatti temperature massime che si manterranno su valori pienamente estivi, attestandosi intorno ai 27 gradi. Piogge anche a Catania, allagamenti e non solo al villaggio Santa Maria Goretti. Il pericolo lì arriva anche dall'alto, con gli alberi che mettono a rischio l'incolumità di pedoni e automobilisti. E intanto si attende la pulizia del torrente Forcile. Tonino De Mana. Pendono come spade di Damocle sui passanti, che siano residenti o turisti, poco importa. Al villaggio Santa Maria Goretti, tristemente noto per gli allagamenti causati dalle piogge, gli alberi mettono a rischio l'incolumità di tutti e con l'arrivo dell'autunno cresce la preoccupazione degli abitanti del villaggio. Questi alberi sono un pericolo per noi cittadini e anche per le persone dell'aeroporto, cose che cadono, come state vedendo. Qua c'è un esempio. La potatura è assente da quanti anni? Quasi 5 anni che non si fa niente. Si può vedere che a minimo vento cose cadono sempre alberi. Fino alla settimana scorsa una macchina è arrivato anche un ramo. L'albero è stato scassato, tutto questo non funziona niente. E la cosa è problematica. Grossi rami sono già caduti e restano per giorni e giorni sui disastrati marciapiedi, rendendo difficoltoso il transito dei pedoni. Un'immagine poco edificante è quella che vi proponiamo, con turisti diretti all'aeroporto, costretti ad autentiche gincane per evitare gli ostacoli. Passaggi pedonali altamente pericolosi, con ferri arrugginiti ovunque e foglie disseminate a terra che in caso di pioggia rischiano di provocare rovinose cadute. Spazzino passa, casco pare le spalle e tiro ritto. Su spazio ci facciamo qualcosa, ne rimprovera magari. E mentre la stagione delle piogge si avvicina, si attende ancora la pulizia del torrente Forcile, letteralmente ricoperto dalla fitta vegetazione. A giudicare dalle immagini, tutto sembra tranne un corso d'acqua. Davvero. Oggi torna l'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, in diretta su Telecolor, dopo il TG alle 14.30 come al solito. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005, messaggi possibilmente brevi, oppure inviate una mail a Sicilia24focus, tutto attaccato, @telecolor.it, Sicilia24focus, @telecolor.it. Vi aspettiamo su Telecolor appunto alle 14.30. Adesso a Taormina per registrare la reazione dei genitori dei piccoli pazienti del CCPM dopo che la Regione ha stabilito che resta dov'è, approvando la nuova rete ospedaliera. Fiducia sì, ma non è ancora finita. Sentirete con Francesco Triolo. L'approvazione della nuova rete ospedaliera all'ARS dà il via libera all'integrazione all'interno della stessa del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Era questo un passaggio fondamentale che attende adesso l'ok definitivo da parte del Ministero della Salute, con il quale c'è stato già un'interlocuzione tra il presidente Schifani e il ministro Schillaci. Cosa accadrà in concreto ancora non si conosce, ma questo intanto è un punto fermo per il comitato dei genitori dei piccoli pazienti. Ad oggi non sappiamo in che modalità viene mantenuto questo reparto, infatti noi speriamo
speriamo che rimanga e che mantenga soprattutto i livelli che ha sempre avuto. Lo chiediamo non solo per i nostri figli, ma per i figli che verranno, per tutti i piccoli e grandi pazienti affetti da cardiopatia congenita. Quindi auspichiamo che possano essere garantiti canoni di eccellenza che hanno contraddistinto da sempre naturalmente il CCPM. Su questo noi vigileremo e cercheremo di tutelare la specificità del centro e la sua operatività. La Regione proseguirà ora l'iter per l'approvazione definitiva del piano da parte del Ministero e la sua attuazione con attenzione alle aree interne e ai poli di eccellenza, proprio come Taormina. I punti di eccellenza, la cardiochirurgia di Taormina confermata nella rete ospedaliera è meravigliosa perché è una lotta del Presidente. Altra cosa meravigliosa è il DEA di secondo livello previsto per Siracusa, un nuovo ospedale, quindi le cose ci sono. Bene, speriamo bene davvero. Adesso è la pausa per il calcio, con subito dopo delusione Palermo per l'eliminazione della Coppa Italia e l'immediata vigilia del derby Trapani-Catania. State con noi, vi aspetto. Calcio, Palermo fuori dalla Coppa Italia, rosanero sconfitti al Friuli dall'Udinese 2-1, buona prestazione comunque dei siciliani. Marco Gullà. Che però non arriva. E allora è Zaniolo a trovare invece il vantaggio con questo tiro a giro che fa secco Joronen. Il Palermo accusa il colpo, sbanda. Lo meritavamo, abbiamo avuto occasioni davanti alla porta e poi purtroppo siamo quasi al primo tiro, Zaniolo ci ha punito e lì è stata probabilmente una mazzata dura da digerire, l'1-2, però poi la squadra nel secondo tempo si è ripresa piano piano e alla fine abbiamo anche sperato di pareggiarla. Comunque sono molto contento, oggi c'è stata dimostrazione che veramente abbiamo 20 titolari, non sembrava che avessimo cambiato 8 giocatori dalla partita scorsa e questa è la cosa più bella della serata. Alle 20:30 è il primo derby siciliano della stagione, quello tra Trapani e Catania. Francesco Triolo. È il primo derby della stagione al provinciale. Questa sera Trapani e Catania si affrontano con l'obiettivo puntato verso la vetta della classifica. Il Catania è in ritardo, dovuto soprattutto alle ultime 2 battute a vuoto di Cosenza in casa col Sorrento. A pesare in casa Granata è stata la penalizzazione di 8 punti. Se non ci fosse stata, la squadra di Aronica sarebbe adesso al terzo posto dietro Salernitana e Benevento, mentre il Catania è scivolato a -5 dalla vetta. Affrontiamo una squadra che ha 11 punti, è in un buon momento. Noi vogliamo ritornare a essere quella squadra che eravamo 3 settimane fa, anche se la partita di domenica dal punto di vista caratteriale non mi è dispiaciuta. Dati gli impegni ravvicinati si profila un po' di turnover, resta il modulo 3-4-2-1 con Corbari in mezzo al posto di uno tra Di Tacchi e Quaini, mentre Lunetta gira da trequartista al posto di Jimenez che inizialmente partirà dalla panchina. Modulo speculare per il Trapani, sulla fascia destra il ballottaggio tra Ciotti e Kiwan, in mezzo Palmieri, Di Noi e Celeghin si giocano 2 maglie, in avanti possibile il ritorno nel tridente di Fischnaller e Canotto insieme a Grandolfo. Il Catania è una squadra che si va a annoverare tra quelle potenzialmente per vincere il campionato, hanno costruito un grande gruppo e già l'anno scorso hanno investito tanto, quindi sicuramente una squadra che primeggia nelle prime parti della classifica alta, appunto delle prime posizioni, e quindi sicuramente ci sarà da essere molto attenti, da fare attenzione perché hanno dei giocatori di valore, delle individualità e chiaramente una squadra, una società che non ha nascosto gli obiettivi iniziali sin dall'inizio. Calcio inizia alle 20:30, mezz'ora prima invece il via di diretta stadio su Telecolor per vivere insieme la partita del provinciale. Noi ci fermiamo qui, grazie, buon pomeriggio.